Questa volta il cuore giallo-rosso non è bastato a Ligia Virtus, che davanti al pubblico del Dalcontres Barone si è dovuta rendere ad un cinico Paternò, bravo a capitalizzare al meglio la rete firmata dopo un minuto di gioco da Viglianisi, che ha interrotto inoltre la striscia di 6 risultati utili di fila della squadra allenata da Panarelli. Vantaggio, dicevamo, che la formazione allenata da Catalano trova subito, quando Viglianisi, dopo 60 secondi, con una sansata dal limite dell'area, fulmina Costantini, facendo così Ligia Virtus 0, Paternò 1, e per l'esperto centrocampista ospite si tratta della prima rete in campionato. Nell'occasione ci sono anche le proteste dei barcellonesi, che lamentano un tocco col braccio del centravanti rosso-azzurro Retucci, sul quale però il signor Bonasera non ravvisa gli estremi per concedere punizioni ai locali. Padroni di casa che provano comunque a reagire, ma i tentativi operati da Carullo direttamente da rimessa laterale al minuto 6 e da Trombino di testa al 38esimo non creano particolari patemi a Tosoni. Nella ripresa giallorossi ancora in avanti alla ricerca del pareggio, che sfiorano per 3 volte, al 52esimo con Calafiore che in rovesciata non centra la porta per centimetri, 10 minuti dopo ancora con lo stesso Calafiore che dopo una corsa palla al piede conclude da distanza ravvicinata, trovando però la decisiva parata di Tosoni, e con quest'ultimo che si ripete anche al minuto 86 disinnescando la zuccata di Maltese. Nei minuti di recupero, assalto disperato di Ligia Virtus, che reclama anche un rigore per un tocco di mani di Viglianisi, sul quale però il fischietto ennese dice di no, quindi Maltese in versione centravanti calcia a colpo sicuro, ma uno straordinario intervento di Tosoni gli nega la gioia del pareggio, e nell'ultima chance della sfida ancora l'estremo paternese sventa la minaccia sul cross dal fondo di Curò. Lo 0-1 finale consente al Paternò di tornare alla vittoria dopo un digiuno di 6 giornate e portarsi all'8° posto a quota 34 punti, mentre Ligia Virtus rimane ferma a 36 in sesta posizione a più 10 sulla zona play-out.